Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora facciamo un applauso per rompere il ghiaccio, perché qui abbiamo stasera una puntata veramente, diciamo, alternative. Comincerei a presentarvi una giornalista, una scrittrice, veramente, come dire, un intellettuale qui della nostra città. Signore e signori, vorrei un grande applauso per Enrica Perrucchietti. Eccoci. Buonasera Eccomi a tutti. qua. Enrica, benvenuta a questo nostro salotto, finalmente, anche perché so che tu sei sempre impegnatissima, c'hai un sacco di cose da fare, ma adesso andremo con ordine. Allora, io ho scoperto, tanto per cominciare, che tu, insomma, sei giornalista, scrittrice, l'abbiamo detto prima, ma hai cominciato, diciamo, studiando filosofia, è vero? Filosofia, e ti sei laureata con una tesi, questo già è un primo indizio che vi fa capire, con una tesi sull'alchimia. Si può fare, a filosofia si può fare. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta, sì. Ce l'abbiamo fatta. Allora, quindi tu praticamente, cosa c'è? Uno zio stregone? Come ti è venuta questa cosa di fare una tesi sull'alchimia? E sono andata per esclusione, ho detto che cosa posso fare per complicarmi la vita? L'alchimia, esatto. L'alchimia. Pensa che il mio relatore voleva che facessi una tesi, mi aveva proposto sull'ora di religione a scuola. Ho detto, ma che cazzo di argomento è? E ho detto, no, io vorrei farla su, e ce l'ho fatta. Dopodiché hai cominciato il tuo lavoro di scrittrice e giornalista, adesso attualmente, diciamo, ti occupi anche proprio di far uscire dei libri per diverse case editrici, no? Esatto, sì, come caporedattrice. Prima lavoravo alla Uno Editori, adesso per Visione Editore e per Macro. Diciamoci la verità, Enrica, io ti vedrei sicuramente, per la tua professionalità, a condurre il TG3 tranquillamente. Sì, buonanotte. Ma sì, signore, perché è, come dire, è una professionista preparatissima. E parlare di magia. No, il problema è che però tu, diciamo, ti sei laureata in alchimia, diciamo, lì sei partita un po' con un piede un po', diciamo. Ma mi sa che il problema non è stato quello, non è e stato poi solo aver preso quello. certe posizioni un pochino nette successivamente. Del resto tu non è che ti improvvisi. E non aiuta. E non aiuta, perché è ancora peggio. È proprio quello che ti preclude tutte le porte. È quello che ti Te preclude. le chiude. Beh, però alcune anche te le apre, e di ambienti, insomma, un po' più vivaci. Tipo il Po 18. Tipo il Po 18, qui questa sera ce l'abbiamo qui al Po 18. Vorrei citare anche il fatto che tu comunque sovente sei, diciamo, in qualche programma su YouTube, qualche podcast, perché collabori anche con Visione TV, no? Sì, con Visione TV, con Facciamo Finta Che, con la Fabbrica della Comunicazione di Beatrice Silenzi, insomma, con un po' di canali. E soprattutto vi occupate di una parte, diciamo, del sapere, della conoscenza che normalmente, diciamo, viene, non dico bannata, ma No, poco dillo pure, diciamo, censurato, sì, ecco, sì. censurato. Come BioBlue ai tempi, che si è vista proprio completamente cancellata da YouTube, sì. Cancellata da YouTube. BioBlue, per chi non lo sapesse, era un canale che faceva informazione, diciamo, come dire, alternativa su YouTube. Poi 2020, insomma, giusto per non fare, anche è cominciata la prima mannaia, e hanno dovuto, però, diciamo, BioBlue è stato un caso fortunato, perché adesso BioBlue va anche sulla televisione, c'ha un canale digitale sulla TV, no? Hai partecipato anche a qualche cosa con BioBlue? Spesso, sì, certo. Però parlavi di censura, e quindi mi viene proprio comodo, mi hai alzato la palla, perché credo che proprio sia il lavoro, il libro, insomma, di cui ti stai occupando adesso. Di che cosa si tratta? Sì, perché è un tema che ho trattato molto negli anni, la questione dell'informazione, della propaganda, della manipolazione sociale e anche della censura, perché appunto noi adesso abbiamo citato il caso di BioBlue e di diversi canali che sono stati letteralmente bannati. Negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione nello sdoganamento della censura, nel senso che è sempre più difficile riuscire non soltanto a esprimersi liberamente, ma anche fare informazione libera e indipendente senza essere ostracizzati, addirittura criminalizzati. Si sta andando sempre di più verso la creazione di una informazione certificata, perché si strumentalizza la disinformazione online per ottenere poi il grimaldello per appunto censurare tutte le voci divergenti.
adesso è diventata, diciamo, di cronaca perché c'è il caso di quello di Telegram di Durov, Pavel sì. Durov, che insomma pare che sia stato gabbato da Macron. È una cosa incredibile anche questa qui, quindi diciamo è un argomento estremamente d'attualità, è un argomento che in qualche modo è diventato d'attualità negli ultimi, diciamo, 4-5 anni, tant'è che anche le leggi a proposito, diciamo, di quello che è l'ambiente di internet sono cose che diciamo sono venute fuori da poco. Perché c'è stata proprio un'accelerazione, cioè si è partiti nel creare la percezione nell'opinione pubblica che esista una minaccia di queste famigerate fake news, che la disinformazione esista soltanto online, quando insomma appunto anche nei miei libri dimostravo tutto un elenco di casi in cui sono poi i media mainstream che prendono delle sonore cantonate e diffondono numerose menzogne che però non vengono toccate, e da lì si è iniziato a cercare di introdurre sempre di più dei disegni di legge liberticidi per la libertà di espressione e per la libertà di informazione. Il caso dell'arresto di Pavel Durov è stato emblematico perché ovviamente si sono poi sfruttati tutta una serie di cavilli e anche di esagerazioni per arrestarlo, per fare in modo anche di creare il caso limite e di far sì che poi tutti i suoi colleghi, quindi anche i grandi imprenditori, magnati delle big tech, si vedano spalle al muro e quindi costretti in qualche modo a rivedere le proprie politiche. Musk sarà sicuramente quello che rimarrà più la scheggia impazzita, ma soltanto la scorsa settimana Zuckerberg ha ammesso che durante la pandemia è stato costretto dalle pressioni governative dell'intelligence a censurare moltissimi contenuti su Meta, quindi su Facebook, su Instagram, ma anche su WhatsApp, contenuti anche veri, notizie anche vere, ma che davano fastidio al governo Biden su pandemia, Covid, vaccini, ma anche per esempio sul caso di Hunter Biden, del laptop di suo Biden. figlio, che insomma, Esatto, dicevano sì. che era finto, che erano i russi, invece Invece no, era proprio pare vero, fosse era proprio molto vero. pirla e lasciava tra l'altro i suoi portatili in giro, e quindi fossi solo pirla, non no, vabbè, per essere gentili, dai. Esatto, per essere gentili. Senti, tra l'altro, proprio a proposito dei social e quindi della rete, è un aspetto che forse noi, diciamo, da italiani, ma lasciami dire a questo punto anche da europei, a volte trascuriamo in maniera decisamente, secondo me, un po'. Allora, la regolamentazione c'è, non da molto, c'è il Digital Service Act in Europa, e infatti si sfrutterà sempre di più il DSA. Per esempio Telegram, c'era la questione che si può applicare il Digital Service Act al di sopra di un numero di utenti, e qua si sta cercando di capire se il numero di utenti che è stato dichiarato da Durov è effettivamente quello o non sono di più, e quindi gli si potrebbe applicare anche il Digital Service Act. Fatto sta che in ogni caso l'Europa è un po' vassalla degli Stati Uniti, e quindi si seguono delle direttive che vengono da lì. Non a caso Durov, che ha diverse cittadinanze, poi tra l'altro ha vissuto qua a Torino per tipo una quindicina d'anni, a Non lo Vanchiglia. sapevamo. Sì, Ah, ha vissuto Andava pure da già. e quindi in realtà le Tubo lo conosceva. Ah, ecco, vedi? Ora che ti vengono. Ah, Non ecco. andava da Gianca, non c'era più Gianca praticamente, però è stato a Torino. Ma un po' di anni fa ha fatto l'università anche qua, era qua a Torino, comunque ha diverse cittadinanze. Fatto sta che poi alla fine, insomma, non se l'era vista proprio bella in Russia, aveva avuto qualche screzio con Putin, però poi non l'hanno arrestato in Russia, l'hanno arrestato in Francia. Sembrava anche che tra l'altro dovesse avere una cena con Macron quella sera, invece sono scattate le manette, e non quelle manette col pelo, ecco, esatto, quelle che altre. piacciono tanto, diciamo, a una serie di. Esatto. E quindi buon Durov si è fatto gabbare da Macron, quindi bisognerebbe quasi a dire moglie e buoi dei paesi tuoi è meglio a questo punto, perché almeno di là. Diciamo che insomma non ha fatto è stata curiosa come dinamica, ecco. Non credo che tu, diciamo, quando sei partita con le tue ricerche immaginassi di arrivare a No, per diventare niente. quasi una dissidente. Quindi secondo te questo tipo di trasformazione era una cosa inevitabile, una cosa che, ma soprattutto dico a livello di discorso pubblico, secondo te che cosa bisognerebbe fare per non avere più, come dire, questi paletti per cui se uno, che ne so, parla di una cosa un po' diversa dal normale sembra che parli solo di terra piatta? No, bisognerebbe secondo me cercare di essere innanzitutto dei soggetti meno passivi, smettere di bersi tutto quello che ti dicono i mainstream, ma anche per esempio i canali alternativi, cioè risvegliare il senso critico, utilizzare di più
il dubbio, lo spirito critico, e dall'altro non avere paura di dimostrare, di testimoniare le proprie idee. Cioè c'è una forma comunque di pavidità. C'era una sociologa tedesca, la Noel Neumann, che parlava di spirale del silenzio, per cui succede che le persone, soprattutto perché pensano che l'opinione pubblica maggioritaria vada in una direzione opposta, tendono ad autocensurarsi, e noi stiamo vivendo un po' quello, e quindi nel momento in cui non si prende posizione si lascia poi anche che certe derive draconiane o liberticide prendano sempre più piede nella nostra società. Dovremmo, secondo me, iniziare a difendere di più le nostre libertà. Negli ultimi anni, dal 2020 in poi, tassello per tassello, pezzo per pezzo, abbiamo fatto in modo che ci levassero sempre più libertà, anche quella di espressione e di informazione, per esempio per quanto riguarda i giornalisti, e quindi dovremmo anche smettere di pensare che tanto non capiterà a noi quando avrà smesso di capitare a tutti gli altri. Allora, hai detto, hai parlato del tuo ultimo lavoro che stai realizzando, questo appunto sulla censura. Brevemente, per chi non ti conoscesse, chi si volesse fare un'idea di Enrica, di quelle che sono, diciamo, le tue pubblicazioni più importanti, che cosa gli consiglieresti? Dice, guarda, uno stasera torna a casa e dice, ma mi è interessato Enrica, con cosa posso cominciare ad approfondire quelli che sono, diciamo, le sue ricerche? Forse con i libri sulla manipolazione, come La fabbrica della manipolazione, che sono un pochino più introduttivi alle tecniche come la propaganda, la manipolazione sociale, arrivando poi alla questione più legata alle fake news e alla censura, anche l'abuso per esempio della tecnologia, che serve sempre al potere, al sistema, per controllare di più le masse ed eterodirigere il consenso. Perché tu parlavi di manipolazione, ci sembra una cosa praticamente che possa succedere, invece è una cosa praticamente quotidiana, se uno poi si mette lì da sempre, ma poi tra l'altro ci manipoliamo anche tra di noi, anche il mio gatto mi manipola se vuole le crocchette sgranando gli occhi. Semplicemente, magari se riuscissimo a conoscere un pochino meglio certi schemi, certe tecniche che vengono utilizzate da sempre, ma in maniera ingegneristica, almeno dagli anni 20 del secolo scorso, potremmo immunizzarci dalle balle del sistema e soprattutto da certe tecniche che ci vogliono controllare e indirizzare verso delle scelte che in realtà non sarebbero nostre. Quindi è tutto di nuovo per la nostra libertà. Se diventassimo un pochino più consapevoli, potremmo cambiare le cose partendo da noi stessi, perché poi funziona un po' il cosiddetto paradigma del vampiro. Il vampiro non entra in casa se non lo fai entrare, e qua è la stessa cosa. Noi diciamo molte volte sì senza neanche accorgercene. Se smettessimo di cedere gratuitamente il nostro consenso, potremmo fare tantissimo e cambiare veramente le cose. C'è la cosa più banale quando sei sulla rete, che devi aprire una roba, tac, dai subito sì, ok. Bravissimo, tic, tic, tic. esatto. No, quando questo... ti scarichi un programma, sei lì che dici cedi i consensi, cedi la tua rubrica, fai in modo che questa acceda a tutto, ma perché? Tu in realtà stai cedendo la tua vita, i tuoi contatti tantissimo, semplicemente per pigrizia, e però tassello dopo tassello funziona così. Però prima, visto che abbiamo ancora qualche minuto, vorrei invece andare un po' fuori dal seminato, visto che qua si suona, c'è musica. Io non suono, non canto e non ballo. Ho capito, però io dentro di me ho pensato, ma Enrica Perucchietti in realtà, ma lei che musica ascolta o ascoltava? Perché secondo me un passato alla metallara ce l'hai avuto. La prima domanda è: il metal ti è mai piaciuto? Allora, tutti i miei compagni del liceo erano metallari, quindi l'ho assorbito per osmosi. Eri un po' metallare, però non ti piaceva. C'è stato un genere musicale. Il massimo da cui sono arrivata è andare al concerto di Deep Purple, che però quello non hard è. Rock, però hard rock. Io mi fermo all'hard rock. Il resto l'ho vissuto perché l'ho assorbito per osmosi. Per osmosi, però hai girato con tanti metallari, questo lo possiamo dire. Assolutamente, erano tutti metallari. Tutti metallari, che comunque gente precisa. Un giorno magari ti verrà voglia anche di fare un libro musicale. Come l'ho già fatto, ho fatto una trilogia. Appunto, lo so, per quello volevo mettere. Hai fatto una trilogia su chi? Sulle origini occulte della musica, quindi sui legami che certi, soprattutto cantautori, musicisti, hanno con la magia, l'alchimia, l'occultismo, l'esoterismo. E stai parlando di musica italiana o musica international? No, internazionale. Partivo dalla musica classica, da Mozart, arrivando fino ai giorni nostri. Però dici, quindi è un filo rosso che passa attraverso la musica e parte quindi dal Settecento.
fino ai giorni nostri, anzi i giorni nostri ancora. Sì, anche se il periodo forse più interessante è quello degli anni 70, lì trovi veramente dei musicisti e delle band che erano realmente coinvolti, e quindi un personaggio come Jimmy Page è straordinario da studiare, perché realmente è interessato ed era coinvolto nell'occultismo, nel pensiero di Crowley, aveva anche messo su una casa editrice e una libreria di occultismo, aveva comprato il vecchio maniero che era del mago Aleister Crowley, che si trova sulla sponda non turistica di Loch Ness, se l'era fatto Ma quello poi non ristrutturare. l'ha venduto, che gli portava sfiga, no? Sì, non andava molto bene, l'hanno costretto gli altri membri a venderlo, perché c'era stata una calamità dietro l'altra, ha detto forse è meglio se lo vendo. Però hai parlato di Crowley, anche i Beatles erano, diciamo, dei fan di Crowley, perché c'era sulla copertina di Hai Sgt. voglia, i Beatles, i Rolling Stones. Ecco, per esempio i Rolling Stones hanno sempre avuto questa immagine più sulfurea, in realtà erano molto peggio i Beatles. C'erano proprio dei personaggi che sono stati più coinvolti, e in quel periodo ce ne sono stati veramente tanti, perché c'era questo interesse per l'esoterismo, e anche l'occultismo e la magia era più sentito. Anche un personaggio come David Bowie è molto interessante da studiare. Poi successivamente, se per carità nel metal ce ne sono ancora diversi personaggi, o poi se arriva un personaggio iconico, soprattutto quando parli di satanismo, che è Marilyn Manson, che comunque è stato molto colto ed era stato anche iniziato alla Chiesa di Satana da Anton LaVey, il fondatore della Chiesa di Satana di San Francisco. Però dopo un po' questo fenomeno decade e inizia a essere inscindibile con la pacchianeria dei produttori discografici, che soprattutto poi nei videoclip ti devono mettere dei simboli a caso che sono un po' sulfurei, luciferini, perché hanno capito che piacevano, poi perché creavano, sai, un po' di morbosità. Però poi c'è molto di meno nei personaggi attuali rispetto a quelli soprattutto degli anni 60-70 fino agli anni 80. E chissà che magari anche il prossimo gruppo che adesso arriverà qui stasera al salotto non tiri fuori qualche, adesso vediamo se hanno qualche riferimento, adesso lo andremo a scoprire. Adesso li analizzo. Adesso li analizzi. Allora signori, qua purtroppo il tempo, diciamo, scappa via. Io vi consiglio tantissimo chiaramente tutti i lavori di Enrica. Vi ricordo che spesso la trovate anche, diciamo, sul tubo. Giro. No, diciamo, potete anche ascoltare i suoi interventi, ricordiamolo, su Visione TV con Gianluca Lamberti, ma anche in altre occasioni. Quindi insomma, mi raccomando, consigliatissima la nostra Enrica Perucchietti. Spero di riaverti qui presto per una puntata, diciamo, tutta dedicata, diciamo, al rock con le corna, mettiamola così, ecco, al rock cornuto. Signore e signori, facciamogli un grande applauso. Grazie. Perché veramente se lo merita tantissimo. E a questo punto, Enrica, scusami, ti faccio accomodare sul salottino qua, sul divanetto, perché è arrivato il momento invece di introdurre, vediamo se saranno anche loro una band satanica, però al momento Il salotto di Mao.